questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno a tutti i partecipanti, a chi si è iscritto. Ringrazio tutti per la disponibilità e vi avviso che sarà un incontro impegnativo, ci vuole massima attenzione, per cui preparatevi, stiamo attenti. Prima di entrare nell'argomento, due ringraziamenti. Paolo Carelli, che sarà quello che realmente segue tutta la trasmissione, è secondo me il più adatto, il conoscitore, l'esperto, ed è anche incaricato tra l'altro da Federottica a livello nazionale su queste problematiche. Per cui direi, invece di perdere tanto tempo, prima un ulteriore ringraziamento al presidente Andrea Frauri. Abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi oggi, per un saluto, per quello che ci vorrà dirti, per quello che sa dire della nostra associazione, del nostro sindacato, per cui vorrei, se fosse così gentile, di darci un saluto e di dire due parole a riguardo. A te la parola, Andrea. Bene, grazie Carlo. Buongiorno a tutti, sono molto contento di questa vostra organizzazione, di questo vostro webinar, perché riteniamo, lo ritiene in particolar modo il mio amico Paolo Carelli, che fra poco parlerà, che siano argomenti di estrema importanza questi, spesso sottovalutati, spesso misconosciuti, che però con l'andare del tempo riteniamo assumeranno sempre maggiore importanza, sempre maggiore rilevanza. È chiaro che la nostra attività, il nostro percorso professionale si può svolgere con dinamiche estremamente diverse. Questa è una delle ricchezze del nostro mestiere, della nostra professione. Si può declinare in maniera veramente molto, molto diversificata. Per qualche strano motivo che francamente non riesco a comprendere, tutto ciò che attiene quella che qualcuno oggi chiama visione fragile, comunque sia l'ipovisione, comunque sia diciamo un certo tipo di approccio verso le problematiche visive di chi ha appunto ridotta capacità visiva, e quindi tutti gli ausili che possiamo mettere a disposizione per tentare di alleviare questo handicap. E beh, questa materia, come dicevo, per qualche strano motivo si è sempre un po' trascurata, non abbiamo mai pensato di farla parte integrante della nostra attività quotidiana. Questo ovviamente non vale per Paolo, che al contrario ne ha fatto una sua bandiera personale, ma insomma vale per molti di noi. Ora, siccome per fortuna o purtroppo le cose cambiano, e cambiano in maniera anche molto repentina, e tutto ciò che attiene i servizi di fornitura al sistema sanitario regionale si sviluppa con dinamiche particolarissime. Voi sapete che anche la vostra regione è stata investita recentemente da novità importanti, al punto tale che l'esperto nazionale, dottor Paolo Carelli, è stato giustamente chiamato in Veneto per portare il suo contributo, cosa che ha regolarmente fatto, come fa da anni, non solo a casa sua a Napoli, ma praticamente in giro per l'Italia, un po' per tutti. Aggiungo, nota a margine che non dovrebbe essere nemmeno valutata, ma insomma per me vale come, del tutto gratuitamente. Quindi chi meglio di lui può raccontarvi, può spiegarvi, può approfondire queste dinamiche che sono, come si diceva prima, interessanti ma anche un po' complesse, proprio perché al di là degli aspetti professionali, al di là degli aspetti tecnici che noi possiamo acquisire, diciamo, in altro modo, ci sono degli aspetti di natura legale, di natura formale, che vanno assumendo sempre più importanza e che non possono non essere conosciuti. L'ignoranza non è ammessa dalla legge. Di conseguenza, grazie a tutti per la vostra presenza, per me è un onore essere fra voi. Paolo, direi che è il tuo momento, dacci dentro. Scusa, Grazie. un secondo Paolo, per avvisare i colleghi che sono inseriti, visto il numero che è un numero rilevante, c'è tanta gente, non sarà possibile intervenire con sonoro,
dovrete qualsiasi tipo di richiesta, di informazione, di domande attraverso la chat. Paolo è già a conoscenza di questo sistema, per cui ci saranno dei momenti in cui potrete intervenire, potrete dire, però sappiatelo solo attraverso chat. Se ci sono difficoltà, problematiche, segreteria, Urvo è a disposizione, siamo tutti qui, per cui intervenite. Pertanto direi, Paolo, a te la parola. Grazie, un secondo solo perché sto bloccando il timer, perché ho l'abitudine di impostare il timer perché così a 40 minuti mi chiamerà, così sono sicuro di non forare più di tanto. Allora, ringrazio moltissimo Andrea per l'introduzione. Devo ringraziare invece ancora in modo più particolare la Confcommercio, appunto, il collega Cavalli, perché il collega Cavalli ha sopportato più volte gli incontri in regione assessorata appunto alla sanità per questo benedetto spinoso problema. Come ha detto Andrea, l'ipovisione viene vista come una realtà a sé. Io insisto nel dire che non parliamo di provvisione, adesso infatti chiarirò proprio questo aspetto all'inizio della chiacchierata. Noi parliamo di attività professionale specialistica che riguarda, guarda caso, anche i bambini ambliopi, quindi l'occhiale per i bambini, riguarda tutta la contrattologia, compreso il keratoconi, compreso l'istacomo, per cui in realtà è l'unica norma, e in questo caso parliamo dei livelli essenziali di assistenza, quindi uguali su tutto il territorio nazionale, che addirittura prevede la prestazione professionale nostra, remunerata, è l'unica realtà che ha obbligato le regioni a dire quali strumenti dobbiamo possedere, e guarda caso in questo momento, voi sapete, alcuni colleghi che fanno diagnosi e terapia stanno creando problemi a tutta la categoria. In questo momento però questi strumenti che vengono richiamati come strumenti obbligatori sono chiaramente una notevole anche opportunità, anche un'arma. Ecco perché io volutamente non vi affronto subito l'aspetto Regione Veneto, delibera Regione Veneto, che chiaramente sarà oggetto dell'argomento e che interessa molto i funzionari, che dovranno essere i vostri riferimenti come colleghi, i vostri riferimenti per andare avanti con la Regione. Ma io invece inizio a parlare in genere di questo tipo di mondo. Un altro perché devo riuscire a togliere le cose che mi hanno fastidio dello schermo e non riesco a farlo, quindi ho un piccolo problema, ma arrangerò lo stesso. Vabbè, non fa niente, andiamo avanti così. In questa prima immagine voi vedete degli strani riferimenti, vediamo un po' se riesco a togliere qualcosa da mezzo, perché ripeto, degli strani riferimenti a dei simboli che sono Federottica, mi auguro che il mio mouse si veda, Federottico, poi Federico II, in quanto fra i fanatici di optometria sono stato uno di quelli che ha accettato anche di poi avere delle responsabilità di formazione presso l'università, al corso che si tiene, come sapete, presso Scienze e nel Dipartimento di Fisica di Optometria di Napoli. Poi l'Origin Academy e Prisma, che sono due società specifiche nel campo dell'ipovisione, dove abbiamo le realtà appunto interdisciplinari, e queste sono altre delle belle cose di questo mondo della visione fragile, della visione difficile, perché queste due società raccolgono ottici, ortotisti, oculisti, psicologi e così via, cioè tutti coloro che in un modo come l'altro siano collegati all'ipovisione. In alto a sinistra poi vedete invece un libro, L'ipovisione dell'oftalmologia medico legale. Quello è un libro che è edito da Fabiano Editore e che ha tutti gli aspetti della medicina legale collegati all'ipovisione oftalmologia, quindi per chi volesse o dovesse approfondire chiaramente diventano fondamentali. Adesso io devo riuscire a togliere questo perché altrimenti non so come fare, ecco, forse ce l'ho fatta, quanto più roba riusciamo a togliere meglio campo. Ok, io ho lo schermo libero per fortuna. Quindi da un lato sono un collega, come ha detto anche Andrea, dall'altro fortunatamente la mia laurea, il mio 110 lode, lo dico ovviamente con vanto, in giurisprudenza di quasi 50 anni fa oramai, mi ha dato una, diciamo, una capacità tecnica specifica in tanti di questi argomenti. La presentazione che io vi farò è una presentazione molto completa, in modo che voi potete avere una documentazione appunto completa
ma non illustrerò tutte le slide perché in alcuni casi vi servono solo appunto come riferimenti da poter consultare. I nuovi LEA, livelli essenziali di assistenza, nella quale c'è l'assistenza protesi e in quella ci siamo noi, sono centinaia di pagine e decine di allegati, per cui io ho estrapolato la parte che ci interessa e quindi pertanto quella è una documentazione che potrà essere d'aiuto. Di coloro che mi ascoltano, alcuni sono già iscritti a fornitori della Regione Veneto, altri no, quindi molti non sanno neanche di cosa stiamo parlando. Ovviamente parlerò dei requisiti della Regione Veneto, illustrerò il nomenclatore del 99 e quello del 2017, sia per quelli su misura, sia per quelli definiti e di serie. Quelli su misura non abbiamo ancora però l'attuazione. Perché? Perché non sono ancora stati definiti i prezzi. Vi anticipo che i prezzi saranno una tragedia, in quanto per lo Stato italiano le aziende accreditate non devono marginare, non dobbiamo avere un utile di impresa, perché noi ci sostituiamo praticamente agli ambulatori, ci sostituiamo agli ospedali nel fare un servizio al pubblico. E quindi così come l'ospedale non deve avere margini, lo so, sembra assurdo, ma infatti c'è soltanto una piccolissima percentuale che viene concessa, in pratica sono quasi i nostri prezzi di costo, quelli che avremo come dati. Vi anticipo perché chiaramente è un bel problema. Invece i prodotti finiti e di serie, chiunque può fornirli perché sono fatti in acquisto diretto. Ancora, qual è questa norma della Regione Veneto che stiamo vivendo? Nasce da questo tavolo regionale dell'assistenza protesica e nasce poi dopo dai vari avanzamenti, dove appunto c'era il collega Cavalli, dove sono venuto pure io, dove c'erano tutte le rappresentanze delle altre ortopedie, osteopatisti e così via. Di cosa si occupava? Dei criteri, requisiti e procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla fornitura di dispositivi ortopedici ottici. Noterete questi slide che sono delle parti scritte in grassetto nere e delle parti invece in grassetto rosso, semplicemente in rosso, cioè intendo dire sono più importanti rispetto alle parti scritte invece normale. Ottici in questo caso perché riguarda noi, a carico del Servizio Sanitario Nazionale e successivo inserimento nell'elenco regionale degli erogatori. La delibera di cui ne parliamo praticamente adesso è quella dell'11 agosto 2020, che ha oggetto proprio la revisione della disciplina regionale inerente alla fornitura. In pratica sono stati definiti alla luce di disposizione del DPCM del 12 gennaio 2017, i famosi livelli essenziali di assistenza, criteri, requisiti e procedure per il rilascio di autorizzazione. Si evidenzia che ci possono essere già degli iscritti e quindi per mantenere l'inclusione rispetto a coloro che invece fanno una nuova domanda. Comunque però sono tenuti anche chi è già iscritto a fare la domanda con l'aggiornamento entro e non oltre il 25 novembre. Tenete presente che è fondamentale perché comunque avremo le ispezioni. Poi andiamo avanti. In realtà appunto questa materia è regolamentata ancora oggi in parte dal decreto ministeriale del 99, mentre invece è stato aggiornato con il DPCM 12 gennaio 2017 che appunto si definisce definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Questi sono sempre riferimenti appunto normativi che potete trovare. L'elenco degli ausili previsti nell'ambito dell'assistenza appunto protesica sono 3. Elenco 1, su misura, eseguiti da un professionista abilitato all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliare. Tenete presente che qua nasce spesso una polemica stupida e ridicola. Gli ottici non sono in sanità, non è affatto vero. Gli ottici non sono professione sanitaria, ma sono un'arte sanitaria prevista regolarmente dal Ministero della Salute, tant'è vero che in questo caso appunto i LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza a livello nazionale, prevedono l'elenco 1 degli ausili, di cui dice guarda caso sono eseguiti su misura da un professionista abilitato all'esercizio dell'arte ausiliaria, quindi ci siamo perfettamente noi. L'elenco 2A invece sono ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, quindi prodotti virgolette finiti, che però necessitano di essere applicati al professionista sanitario abilitato, quindi non professione sanitaria, ma professionista sanitario abilitato, arte ausiliare.
L'elenco 2B invece comprende gli ausili tecnologici, terminazione continua di serie pronti all'uso. Questi sono quelli che sono sottoposti a procedura pubblica d'acquisto, gara d'appalto oppure mercato MEPA, mercato elettronico della pubblica amministrazione. Per avere gli ausili al caso servizio sanitario nazionale è obbligatorio la prescrizione di un medico specialista dell'ATO, in particolare addirittura presente l'elenco prescrittori e poi del controllo con laudo da parte sua e dell'equipe disciplinare. Perché dico questo? Perché invece per il normale lavoro, dove il rapporto è come in tutte le strutture private, se io voglio andare a fare una visita convenzionata è una cosa, se voglio andare a fare una visita non convenzionata ne è un'altra. La chirurgia effettuata presso la casa di cura di Villa Bianca a spese mie è completamente libera dal medico prescrittore, dal controllo, dalla prenotazione, ok? Lo stesso discorso, l'attività nostra libera come ottici e anche ottici nel campo di questi ausili, lenti a contatto, ripeto, occhiali per i bambini, occhiali per i ipovedenti e supporti vari per i deboli della vista, normalmente, quindi per normale lavoro di provvisione, è indispensabile la preventiva visita medica per la patologia, assolutamente. Senza una visita medica prima non ci mettiamo le mani su una persona ipovedente, e non soltanto un discorso legale, ma un discorso proprio morale, ok? Ma no, non c'è l'obbligo di prescrizione, infatti sono sistemi ingrandenti, ottici o elettronici. Ricordiamo un altro particolare divertente, perché è bene che certe cose si sappiano. In Italia fino al 1942 i minorati della vista, che non vuol dire ciechi, attenzione, vuol dire anche un decimo o un decimo, erano considerati non in grado di intendere e di volere, interdetti dal codice civile e privati dei loro più essenziali diritti. Norma cancellata per fortuna poi con la legge 262 del 42. Adesso qui sono le due immagini dei due nomenclatori, due gazzette ufficiali, stranamente entrambi in funzione. Il nomenclatore del 99 ancora in vigore a settembre 2017, quando l'ho corretto la data, 2020, pensate un poco, dopo 3 anni da questa relazione in cui presentate queste immagini, in realtà ancora malgrado sia stato pubblicato il 6 settembre 2007 è ancora in vigore, per cui sono entrambi attualmente in funzione. L'articolo 64 di questi qui, cioè dei LEA, prevede una cosa: le disposizioni in materia di erogazione di dispositivi protesici entrano in vigore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale della salute, cioè per l'elenco 1 che abbiamo detto sono i prodotti su misura, bisogna ancora aspettare la definizione delle tariffe massime per le prestazioni previste dalla medesima disposizione, quindi non sono ancora in vigore la parte su misura, per la quale però vi viene chiesta l'iscrizione dalla Regione Veneto. Perché occuparsi di provvisione o perché occuparsi in genere della vista fragile? Bene, queste sono alcune mie casistiche. I risultati al 1996, chiaramente un dato vecchio, però il 90% dei casi hanno avuto l'ausilio tramite il Servizio Sanitario Nazionale e ben l'80% dei casi hanno avuto un risultato positivo. Successivamente, quindi, invece, negli ultimi anni, la quantità di ausili al caso Servizio Nazionale è stata l'80%. Perché? Perché in molti casi più di un ausilio a medesima ipovedente, mentre invece il Servizio Sanitario Nazionale concede solo uno, da lontano, da vicino, da vista o da sole. Tenete presente che questa realtà che voi vedete in questa slide, cioè su 1056 casi, 830 positivi e ausili ottici per correttivi di ingranditudine 234 con 382 per correttivi, in realtà è un dato che si sta alterando completamente perché l'elettronica sta cambiando completamente questo mondo per l'ipovisione più grave. Gli ausili a chi vengono concessi, quindi chi saranno i vostri potenziali, virgolette, clienti. Gli ausili vengono concessi qua insistono su clienti, non a persone che hanno bisogno del vostro aiuto. Gli ausili vengono concessi a coloro che hanno lesione visiva non superiore ad 1/10 entrambi gli occhi con correzione ed ai minori di anni 18 affetti a miopia. Nei nuovi LEA sono previsti anche gli affetti a nistagmo. Per avere diritto agli ausili non basta avere 104 né avere parità al 100%, bisogna rientrare in queste categorie, 1/10 o di meno, non superiore a 1/10 in ambito di occhio con correzione, minori di anni 18 affetti a miopia oppure anche da nistagmo. Qua ci sono delle incoerenze che ci sono state in questa norma, ve le proietto comunque perché
da un lato le malattie rare vengono previste, dall'altro lato poi non vengono invece aventi diritto, perché rimane il 10° di vincolo. Ma perché? Che cos'è? Di che stiamo parlando quando parliamo di provvisioni? Io non parlo di provvisioni, io sto parlando di, in genere, un'ottica avanzata. Mi piace questo termine, a me non piace avanzato, perché non reputo che chi non fa queste cose sia retrogrado, ma comunque di un'ottica specialistica. Non mi interessa come la chiamiamo, mi interessa però che si capisca che attività dell'ottico, la contattologia, l'ipovisione, le soluzioni ottiche per i bambini, la sport vision, l'educazione visiva, gli occhiali per sport e lavoro, le pistacie, eccetera, eccetera, sono attività dell'ottico. Quindi perché fare queste cose? Perché oltre a questi aspetti professionali formativi, noi dobbiamo imparare un concetto molto banale. Dobbiamo essere utili al cliente, dobbiamo servire al cliente, non servire il cliente. Così il fatturato globale sia ancora più la somma di tanti momenti diversi e indipendenti. Conseguire l'autostima che si vende e fa vendere, non prezzo, ma professionalità. Essere diversi dal concorrente nel suo punto di riferimento. Questo è un pullman della mia città, in cui notate montature firmate 10 euro, occhiali sole firmati 20 euro, occhiali completamente positivi 70% di sconto, ma c'è chi lo ha superato. Ecco qui 3 occhiali da sole, anche graduati, 14,90, spedizione gratuita. 2 occhiali graduati con lenti antiriflesso, soli 2, 19,90, spedizione gratuita. Questo per farvi capire cosa, che in realtà in tutto il mondo, questa è una fotografia che io feci con mia moglie in Svezia, guardate, 70, 50, 30%, ma esiste sia questo mondo sia un altro mondo, la stessa catena, sempre questa stessa catena Sislam, guardate che fa invece dei centri ottici specialistici. In tutto il mondo l'optometrista può anche vendere, ci sono optometristi che sono diciamo dipendenti di negozi, sono optometristi che sono autonomi, ma in tutto il mondo l'optometrista può anche vendere. E che realtà di vendita avremo? Possiamo avere questa realtà di vendita, che è una realtà impostata sull'aspetto prezzo economico, questa realtà di vendita è un'utilità invece professionale. Questo per inquadrarvi un attimo perché io sono un fanatico di questo argomento. Quindi, come da legge, la firma professionale è l'ottico, il quale può avere attività di impresa, può essere o meno titolare di un'ottica. Paolo, non vorrei interromperti. Paolo, adesso che entriamo nello specifico, mi raccomando, un po' più lento, perché tu ci metti l'anima, noi ti seguiamo, ma tu corri. E allora... Ok, grazie, ti ringrazio. Scusami perché fra un po' il napoletano che si sentirà e un po' la velocità, a mio avviso avrete difficoltà. In veneziano un po' di difficoltà. Sono stato fidanzato 5 anni, no, 3 anni con la padovana, per cui qualcosa l'avevo imparato, però onestamente non è il caso di tornare indietro. Comunque questa slide cosa vuol dire? Vedete che queste sono le imprese che hanno a loro volta le catene di ottica. Poi ci sono altre catene di ottica, diciamo, indipendenti autonome, altre che sono invece i gruppi, i consorsi, sempre che era il gruppo Oppiottici. E queste piccole lampadine con le appunto io reputo, quando parliamo di ipovisione, quando parliamo di contattologia avanzata, sono fondamentali. Cioè la professionalità nostra, che è la specializzazione, e che è l'unica soluzione, se guardiamo questa griglia in basso a destra, per far sì che nel punto in cui noi siamo, dove c'è bassa difficoltà e c'è basso reddito non vuol dire tanto soldi, vuol dire anche basso risultato, possiamo invece rimanere non a galla, ma risalire invece ad avere una presenza sociale, imprenditoriale, in realtà maggiore. Quindi questo è il tipo di realtà che voi vedete oggi, la conoscete benissimo, le catene che peso stanno avendo, è diventato una realtà che dobbiamo ricordare. L'invecchiamento della popolazione, questa è l'immagine dell'Organizzazione Mondiale, non della sanità, ma invece economica e social affair. Guardate, se guardate l'immagine 2050, quindi fra 30 anni, io non ci sarò più, ma molti di voi ci saranno, come notate, la quantità oltre i 65 anni è decisamente maggiore rispetto a quella di quando invece sono nato io, dove la base era prevalentemente invece i trentenni. Questo vuol dire che tutte le patologie correlate all'invecchiamento è vista debole, ipovisione, o comunque il nostro lavoro di miglioramento delle situazioni degli anziani diventa fondamentale. Quindi le provvisioni dell'opportunità, vado avanti molto velocemente perché non voglio
allungare il ragionamento, ma comunque è per farvi capire, ci sono tante motivazioni per cui occuparsi di professioni anche imprenditoriali, nuovi clienti, fidelizzazione, familiari che vengono da noi, rapporti preferenziali con diverse realtà, diversificazione rispetto ai colleghi, volumi di affari e rapporti con altre organizzazioni. Per dire adesso velocemente, l'investimento non è un investimento che crea problemi e quindi vado avanti veloce, che è duraturo. Se parliamo di confronto a un'occhiale da sole, a rimanenze varie, facciamo due risate. Ma di cosa stiamo parlando come ausili? E poi arriviamo adesso al nostro nomenclatore. Parliamo di occhiali lenti a contatto, ma anche per i minori di anni 18 affetti da miopia, cioè bambini. Quindi teniamo presente oggi che si parla anche di lenti a contatto per il controllo della miopia. Bene, spesso i bambini hanno anche una piccola miopia, per cui possiamo introdurre anche il discorso del recupero dello sviluppo della miopia miopica mediante il contatto in questo tipo di contesto, perché sono minori di anni 18 spesso affetti da miopia. Inoltre abbiamo cose, ipercorrettivi, occhiali diciamo per avere un ingrandimento da avvicinamento, quindi consente la focalizzazione più prossimale, idem gli aplanarci, che sono chiaramente costituiti da lenti che hanno invece un campo di visione più ampio, così come i vari sistemi telescopici. Inciso, stanno scomparendo, rimangono solo per lontano, oramai per vicino, con serie ingrandimenti che non sono più sopportabili con i sistemi ipercorrettivi, ma sono necessari invece i sistemi galileiani, quindi 4, 5, 6, 7, 8 ingrandimenti. In realtà si usano i sistemi elettronici, quindi questi stanno rimanendo in vita lentamente per lontano. Scusate, sono andato in senso sbagliato. La protezione fotoselettiva, oggi si parla tanto di computer e così via, ma in realtà la protezione retinica, e quindi anche per cataratte e tutto il resto, e chiaramente ipovisione, è anche questa una nostra specifica formazione. La fissazione eccentrica, con l'uso di aree retiniche preferenziali, quindi prismi per spostare le immagini, e prismi ingrandenti, quindi lenti che a loro volta hanno una curvatura speciale per avere un ingrandimento circa il 6%. Anche questo parliamo dell'ambito, ecco qua, questa slide è molto chiara, vedete come si sposta l'immagine e si ingrandisce contemporaneamente utilizzando un prisma e un occhiale ingrandente. Rientrano nella nomenclatura, ma rientrano anche nella nostra formazione e competenza, chiaramente se uno ce l'ha, per tutto il mondo, oltre il decimo, 2 decimi, 3 decimi, 4 decimi, che non sono assistiti al servizio sanitario nazionale, ma che possono senz'altro entrare nel nostro impegno. Anche un aspetto estetico, grazie a queste lenti, uno che guarda fissazione eccentrica, notate la posizione dei miei occhi in questo caso, finisce invece a guardare esteticamente parlando in posizione primaria. I sistemi elettronici, i videolettore portatili, i videolettori da tavolo, parlanti, quindi possono leggere anche il testo che viene a comparire sul monitor, ma ai tempi d'oggi sta sviluppando moltissimo un altro mondo, quello dell'elettronica applicata appunto alle potenzialità di una casa, la domotica. Ancora i comandi della domotica, previsti in parte anche nell'attuale IDEA, la famosissima amica nostra, per chi la conosce, Alexa, che ti consente appunto di comandare, per chi è poco vedente, tanti strumenti, i telefoni cosiddeti vocali che fotografano e che sono previsti anche questi hanno nomenclatura, sia ben chiaro, e anche poi i nuovi occhiali elettronici di varie caratteristiche come il Mayai, come l'Orus, come altri, che consentono di avere sia delle immagini in alcuni casi ingrandite sugli schermi, sia di poter invece riconoscere testi e oggetto, o quindi leggere i testi o riconoscere gli oggetti o delle persone. Ma anche il benedetto keratocono, che è stato inserito nelle malattie rare, attenzione, però la norma comunque blocca un decimo, oltre il decimo, per cui è interpretato attualmente il nomenclatore anche la malattia rara che ha diritto all'accesso alla disabilità, non dà diritto invece ad avere lentine a contatto, ma su questo in alcune regioni stanno già avendo interpretazioni diverse. Comunque lenti a contatto, anche sclerare, mini sclerare, di cui oggi si parla tanto, anche queste sono inserite nella nomenclatura. Così come tutte lenti a contatto di vario genere, che anche queste rientrano nelle possibilità, anche nel caso di nistagmo, come vi ho già accennato, a carico di servizi nazionali. Questi sono i link per chi volesse approfondire a questo punto gli aspetti specifici del Regione Veneto. Il Regione Veneto fa una prima distinzione fra sede operativa e filiale. In realtà, nel caso dell'azienda optometrica locale, così viene definito l'esercizio
l'attività, il centro ottico viene definita unità locale, perché vi ho detto ormai funzionano come delle unità accreditate, quindi come le USL, ove si effettua sia l'attività di produzione di dispositivi che di prestazione a contatto con l'assistito, quindi noi abbiamo il diritto-dovere, a differenza per esempio dell'ottotecnici, di avere contatto con l'assistito, valutazione, rilievo, misure, prova e consegna di assistenza, sono svolti in locale specifico. Il filiale invece è dove si può andare a fare le prove o a fare il recapito. La domanda deve essere fatta con un'autocertificazione. Attenzione, questa autocertifica, come vedete, è scritto in rosso e bello grande, perché noi dobbiamo scrivere di essere in possesso dei requisiti specifici. Se non lo siamo, non dobbiamo scrivere boiate, in quanto poi ci sarà l'ispezione e nell'ispezione ci saranno le crocette che vediamo in seguito messe sul sì o no. Quindi attenzione, dobbiamo autocertificare il velo, anche perché poi c'è tempo per poter avere l'accreditamento lo stesso. Guardate, qui ho evidenziato, qualora nel corso di ispezione ci sia la mancanza di requisiti minimi che voi non avete messi già come possesso, diciamo, disponibilità nell'ambito della domanda, o discrepanze rispetto a quanto dichiarato, l'istante dovrà entro un termine concordato poter adeguarsi alla normativa regionale. Quindi questo che vuol dire? Se vedremo adesso andando avanti, certamente molti non hanno le caratteristiche per poter essere convenzionati. Però di contro ci sono 60 giorni di selezione della domanda entro i quali dovrà esserci fatta la visita ispettiva, che viene fatta anche da un nostro collega presente nel gruppo, e poi dopo i 60 giorni comunque abbiamo tempo per poterci eventualmente adeguare. Nei 30 giorni successivi al sopralluogo, l'efficacia del provvedimento in presenza di prescrizione dei testi sospesa, quindi non viene annullata, ma è sospesa fino all'accertamento dell'assolvimento delle stesse, nei termini indicati nel verbale. Quindi il verbale dirà l'accettazione non avviene ancora perché non hai tutti i requisiti, ma di contro è tempo per eseguire. Attenzione, in basso qua leggete, saranno presi in considerazione eventuali deroghe correlate ai regolamenti comunali locali, in presenza di disposizioni che vi impediscono di adeguarvi alle caratteristiche richieste. I regolamenti comunali devono essere, diciamo, conosciuti. Un'altra cosa è sia la sede operativa, se voi siete una filiale di una sede operativa che è prevista in un'altra regione, potrebbe essere uno di voi iscritto come fornitore in Veneto, ma avere una sede legale invece in Lombardia. Bene, a questo punto valgono le norme della Lombardia. Coloro che già esercitano l'attività e già sono iscritti hanno chiaramente da fare lo stesso lavoro, una domanda per il mantenimento, e avranno la stessa visita ispettiva anche loro. La regione, nelle modi di eventuale attivazione dello specifico sistema informatizzato, pubblica e aggiorna l'elenco delle aziende. Oggi ci sono già questi elenchi del 2018, verranno mano a mano aggiornati in funzione delle nuove domande. Ma oltre all'iscrizione presso il Ministero della Salute nel registro ITRECA come fabbricanti e presidi medici, attenzione, iscrizione obbligatoria per tutti gli esercenti attività di ottica, indipendentemente dalla riprovvisione, contattologia, quello che sia, tutti noi dovremmo esserci. Quindi, oltre all'iscrizione presso il Ministero della Salute ITRECA, bisogna avere dei requisiti organizzativi e funzionali specifici. Per quanto riguarda noi, responsabile tecnico in caso di azienda erogatrice prestazioni ottiche optometriche in possesso del titolo abilitante previsto per la materia. Attenzione, in calce, in questa mia pagina, ma in calce a tutto il decreto della giunta regionale, ci sta scritto chiaramente la normativa di riferimento specifica per l'optometrista qual è. Vedete, riferimento normativo in calce al DGR Veneto dell'11/8/20 qual è, e nel decreto del 28 e poi del 27, ok? Quindi pertanto ricordiamoci sempre che questo è la base, ma quello che possiamo fare, quello per cui ci pagano addirittura la Servizio Sanitario Nazionale, quello per cui ci obbligano ad avere determinati strumenti, è quello previsto invece, guarda caso, in questi livelli essenziali di assistenza. Poi c'è una novità qui in questi visite organizzative funzionali: che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore come collaboratore, direttore, tecnico responsabile, eccetera. Cioè il fatto che uno possa
semplicemente perché esiste, perché è scritto elettrica fornire, no, deve avere almeno capacità specifiche. E quindi optometrista titolare dipendente in via esclusiva nella sede operativa per intero orario di apertura al pubblico, tutte le fasi della fornitura dalla presa in carico alla consegna. Per le filiali invece deve essere una presenza soltanto quando necessario. Requisiti strutturali, e qua diventa la cosa Paolo, vedo che sta iniziando un nuovo capitolo. Ogni tanto ci arrivano delle chat, per cui vorrei, quando cambi argomento, capitolo, anche farti delle chat, perché se no arriviamo tardi, anche se raccomando sempre di essere lento nel tuo presentare la tua. Grazie. Allora, una chat diceva: ho inteso correttamente, prevista la fornitura lenti a contatto nel keratocono solamente con un visus massimo inferiore a 1/10 dopo correzione? Ti chiede. Attualmente è così, sia per il nomenclatore in vigore, sia per i nuovi LEA, dove però è previsto per le malattie rare un accesso indipendentemente dall'invalidità. Vuol dire che senza essere invalido comunque può avere tutti i vantaggi delle malattie rare, vantaggi diciamo, però di contro viene richiamato, poi lo vedremo anche andando avanti eventualmente, arriviamo alla fine, ma non so se arriveremo giù perché alla fine sono proprio diciamo, l'immagine della legge. È previsto però sempre che ci sia visus, diciamo, ipovisione grave, quindi non supera 1/10 miglior con correzione. Quindi teoricamente, per quanto in alcune regioni non fanno così, per quanto in alcuni casi viene concesso lo stesso, anticipo questo perché è una realtà, di contro, teoricamente parlando, tutti coloro che hanno in qualche modo diritto cascano davanti a una barriera. Visus non supera 1/10 miglior con correzione, indipendentemente dall'invalidità, minori di anni 18 affetti a previa. Queste sono le due caratteristiche. In più sono stati aggiunti gli effetti anistagmo. Quindi, in teoria, gli effetti elettrocono debbono avere un superiore 1/10 miglior con correzione a tempiale, si intende con correzione ovviamente. Bene, se poi andiamo avanti e cerca se ti riesci a scandire ad essere più lento. Grazie. Ti ringrazio molto. Allora, per quanto riguarda i requisiti strutturali, in realtà abbiamo maggiori problemi perché ci sono, cosa dice, attività di tipo misto artigianale, servizio e commerciale. Ciascuna unità locale dovrà essere localizzata in ambienti proporzionati per dimensione e retardo di danni al volume delle prestazioni erogate, quindi non c'è un rapporto, diciamo, ben definito fra quante persone assorbiamo e quanti metri quadrati, ma comunque il concetto è che dovrebbe essere un razionale rapporto. Però di contro c'è un'indicazione che vediamo adesso per l'accoglienza riguardo per esempio al BC, diciamo ai bagni, e poi anche per quanto riguarda le dimensioni del laboratorio, del deposito e le caratteristiche dello stesso. Attenzione, queste sono criticità di difficoltà su cui dover agire se provando a mettere le croci sul verbale ispezione ve lo scaricate, io ve l'ho allegato, ma ve lo scaricate anche da quei DRG Regione Veneto, allegato B. Se mettendo le crocette risultano alcuni no, dovete vedere come superarli col supporto però dell'URVO e della Confcommercio. Reputo che senza un tecnico che specificamente vi supporti nelle vostre problematiche sarà un po' difficile. Perché? Perché è un problema serio, necessitante di un tecnico, in particolare ogni vano di C deve possedere i seguenti requisiti: forza di accesso, non ve li voglio leggere, ve li dovete leggere voi, perché dovete poi capire se è realizzabile o meno presso la vostra struttura. Quello che può essere importante è non solo che può essere un unico per tutti, oppure può essere o il servizio igienico dedicato agli operatori, uno ad uso esclusivo degli utenti, e quest'ultimo deve essere per le architettoniche, ok? Poi il riferimento normativo, questo che voi potete scaricarvi qua, 1928 allegato A, questo riferimento normativo, il DRG del 2011, prevede tutte queste caratteristiche per i secondi bagni, per i bagni edifici privati. Sfortunatamente non veramente
è abbastanza banale, dovete avere un bagno handicappato, questo è banalmente, però di contro non è del tutto verissimo, perché in alcune regioni questo è stato applicato. Anche qui in Campania da noi c'è un collega che ha il servizio igienico presso il laboratorio d'analisi che sta a fianco al suo servizio di ottica. Negli edifici residenziali privati il requisito della visitabilità è soddisfatto se è presente almeno un servizio igienico collocato allo stesso livello degli spazi in relazione e ad essi collegato mediante percorso piano accessibile, ovvero ad un diverso livello accessibile attraverso un ascensore di piattaforma elevatrice. Questa è una cosa per cui, come Urbo, e per carità anche io, eventualmente con Cavalli, dobbiamo lottare per far sì che si possa avere l'accreditamento, anche se il mio gabinetto per invalidi è accessibile però anche perché sta anche non stando presso di me, ma presso una struttura limitrofa altrettanto però accessibile. Quindi sia al primo piano ho un centro medico con il laboratorio per invalidi, con il gabinetto per invalidi, lo posso far utilizzare. Questo è scritto nella normativa di GRB 1428 del 6 settembre 2011, allegato A. Quindi pertanto non è una cosa che mi invento io perché ci fa comodo. Poi però anche i locali destinati al rilievo delle misure, all'applicazione di dispositivi da fornire ai locali laboratori devono essere dedicati al processo erogativo di una specifica tipologia. Capita che alcuni colleghi sono ospitati o riuniti con ortopedici, con farmacisti, con quello che vogliono loro. Attenzione, deve essere specifico per l'ottica, quindi che questo posto possa accogliere gli audioprotesisti, possa accogliere gli ortopedici, possa essere una farmacia, non vuol dire affatto che non ci debba essere la sala, impronte, rilievi, l'organizzazione del laboratorio, eccetera, come previsto per gli ottici. Scusa Paolo, a riguardo c'è una chat in cui c'è scritto: sono una commessa non ottico, posso consegnare i dispositivi per ipovisione? In presenza dell'ottico sì, assolutamente, altrimenti no. Per la nostra normativa, anche per l'occhiale da vista, la commessa non dovrebbe poter eseguire la consegna se non in presenza dell'ottico. Poi che quell'ottico sia lui a effettuare la consegna o meno, no. Ma così come la pensione lente a contatto, così come la consegna lente a contatto, le farmacie che consegnano lenti a contatto dovrebbe essere la consegna effettuata in presenza del farmacista, ok? E sto parlando di un mondo che non è il nostro. La stessa cosa per noi, tutto il nostro comparto deve essere effettuato in presenza di un ottico, quindi un diplomato regolare. Nel caso della signorina, della signora, senz'altro può effettuare la consegna, ma in presenza dell'ottico. Abbiamo già detto all'inizio, deve essere presente per tutto l'orario e deve poter effettuare e controllare le operazioni. Scusa, già che ci siamo ulteriore chat, nel momento in cui l'UNS fa il controllo e non si è congrui, nel tempo che si ha per mettersi a norma, si può continuare a fornire? Allora, se sei già iscritto, la risposta è sì. Se invece tu non sei ancora iscritto, la risposta è no. Perché non sei ancora accettato fra i fornitori. Nel caso di chi è già iscritto c'è una sospensione, però c'è già una iscrizione. Quindi probabilmente, salvo che non vogliono fare loro il muso duro, ma vi rendete conto, significa pure che i già iscritti non potrebbero fornire, e quindi chi li fornisce più? Allora, in altre regioni è stato fatto questo tipo di differenza. Tu ti vuoi iscrivere oggi, devi avere caratteristiche a posto, quindi la domanda è sospesa, non è respinta, è sospesa e ti metti a posto. Tu sei già iscritto, continui a fornire, ma ti devi mettere a posto nel tempo previsto. Va bene, continuiamo. Vado avanti. Grazie, sempre interrompimi quando vuoi. I requisiti minimi strutturali: il benedetto laboratorio deve essere collocato fuori terra, deve avere determinate dimensioni, 12 metri quadrati oppure 18 se è unito anche al deposito.
ma la cosa più rompente è l'altezza interna non inferiore a 3 metri lineari, con pavimenti e pareti lisce lavabili almeno fino all'altezza di 2 metri. Questo non ce l'hanno fatto togliere. E il collega Cavalli ricorderà le discussioni in materia. Perché? Perché vale per tutti. È una questione per loro del tutti coloro che hanno produzione di dispositivi medici, tutti coloro che hanno attività sanitaria presso una struttura privata. Non c'è niente da fare. E questo è certamente un problema. Così come lo stesso discorso vale per il locale laboratorio, che deve avere eventuale area di magazzino. Il magazzino, ove presente, perché per fortuna è ammesso in alternativa avere un magazzino unito al laboratorio, quindi un'area del laboratorio, oppure un magazzino separato, quindi posso anche averlo un po' più, diciamo, di comodo, fra virgolette, ma in ogni caso, anche qua, altezza inferiore a 2,40 m, come notate il magazzino può essere più basso, e pavimenti con pareti lisce lavabili almeno fino a 2 metri, oltre all'illuminazione, eccetera. Questi sono i problemi, a mio avviso, un po' più seccanti, perché significa fare effettivamente dei lavori nell'ambito sia dell'eventuale magazzino, sia del laboratorio, che sono previsti come obbligatori. Il locale prova utenti, e quindi praticamente dove noi facciamo l'applicazione a contatto, dove noi facciamo la prova di ausili per i ipovedenti, deve avere una dimensione minima non inferiore a 9 metri quadrati. È un calcolo ragionato un po' anche su un riunito spazio di circolazione dell'eventuale carrozzella. L'abbiamo ridotto rispetto ad altre specialità, che hanno invece 12 o 20 metri quadrati. Altezza interna non inferiore a 2,70. Fortunatamente è l'altezza che è reputata per l'abitabilità, e questa è legge di Stato, neanche Regione Veneto. Illuminazione poi, o ventilazione naturale diretta 1/10 o 1/20, che non sono quelli della lista della superficie di calpestio. In alternativa però illuminazione e ventilazione artificiali. Quindi il nostro studio, usiamo questo termine, la nostra sala di rifrazione, prove di provvisione, deve avere queste caratteristiche. Lo spogliatoio è un'altra bella cosa. Proprio a me hanno rotto l'anima alla mia ottica per questo problema. È previsto un locale adibito spogliatoio per gli addetti, o in alternativa può essere presente un'area adibita a cambio d'abito provvista da armadietti. Attenzione però, se è presente il locale spogliatoio, che è obbligatorio esclusivamente laddove l'organizzazione interna dell'azienda prevede che i lavoratori indossino indumenti di lavoro specifici, il camice, virgolette, sanitario, il nostro camice non lo è. Quindi io non devo per forza indossare il camice per fare il laboratorio di ottica, per fare l'applicazione di ottica, ok? Quindi non ho l'obbligo del locale spogliatoio, ma su questo pure bisogna vedere come la benedetta regione, ma non è solo per voi, vi ripeto, questo fortunatamente veramente l'ultima discussione l'abbiamo fatta in Sicilia, insomma, veramente in tutta Italia ci sta questo problema di locale spogliatoio. Ve lo leggo comunque, però è previsto un locale adibito spogliatoio per gli addetti, o in alternativa può essere presente un'area adibita a cambio d'abito provvista di armadietti. Se il locale, se è presente il locale spogliatoio, che non è obbligatorio nel caso nostro, ok? Quindi pertanto ragioniamo direttamente con gli armadietti. Lo stesso comunque deve avere una superficie impianto inferiore a 1 metro quadrato, 1 metro quadrato,
un problema, ma principalmente su specifica richiesta del medico prescrittore. Quindi pertanto nel momento in cui ci fosse una richiesta da un medico dovremo andare a domicilio. La riconducibilità. Si può avere un ausilio non previsto dal nomenclatore, ma adesso riconducibile per omogeneità funzionale, cioè con caratteristiche simili, anche con una spesa a carico dell'assistito. In questo caso, l'erogatore deve dare contezza all'utente dell'eventuale importo a suo carico, qualora il costo complessivo della prestazione risulti superiore all'importo massimo rimborsato al Servizio Sanitario Nazionale, cioè dovete fare una scheda progetto preventivo nella quale scrivete quanto a carico dell'assistito, quanto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Deve essere evidenziato prima, non potete poi dire a conclusione tolto a te e tolto a me, ok? Questo è il verbale di ispezione, come lo potete appunto scaricare regolarmente, e vi evidenzio una cosa molto importante. Nei requisiti documentali c'è scritto, per esempio, è presente il documento programmatico della sicurezza dei personali. Attenzione, alcuni di questi non sono obbligatori, per cui fortunatamente sarà da capire qual è l'impostazione che, non essendo noi obbligati ad avere tutti diciamo lo stesso livello di certificazione, come sapete ci sono varie realtà in questo tipo di certificazioni per le aziende. Allora nasce il problema di se è necessario un documento di valutazione di rischio sì o no, se la tracciabilità è presente sì o no. In realtà quasi tutte queste voci per noi sono sì, però ho aggiunto un'altra cosa. È stata assicurata una polizza di assicurazione per il prodotto, è stata assicurata una polizza RC terzi, è stata un'assicurazione professionale. Attenzione, queste sono cose che sono anche obbligatorie, ma per fortuna la Federottica in questo ha un'ottima assicurazione professionale, quindi assolutamente facciamola, sia perché oggi come oggi che viene denunciato il medico semplicemente perché è arrivato mezz'ora dopo, sto esagerando volutamente, ma è una realtà del settore della sanità, pigliassela con gli addetti. Quindi pertanto assolutamente assicuratevi, come vedete il riquadro è stato fatto proprio per dirvi c'è la Federottica che vi può aiutare. Ancora le tipologie di rapporto con il personale, ve l'ho già detto, presente tutto il tempo, titolare o collaboratore, e qua andiamo in quelle che sono invece le crocette, che vi ho già detto sono un problema serio, difficile e che necessita un supporto tecnico da parte di specialisti. Cioè, sono illuminazione e ventilazione adeguati in conformità a quanto indicato a testo unico, sì o no? Salto dall'altra parte, è presente un servizio igienico dedicato agli utenti? C'è la porta, c'è il stazione esterno? In ciascun vano TC è presente una finestra apribile? Questa colonnina qua, questa bella pagina, è quella più... Paolo, mi senti? Vai. Sì, volevo avvisare. Sì, ti sento. Stanno arrivando delle chat nel quale tecnicamente chiedono delle cose specifiche a livello architettonico, oppure ci sono delle domande tipo aspetta che questa eccolo qua, un negozio storico accreditato negli anni 80, solo che ora risulta titolare, ma sono cioè cose un po' tecniche. Io volevo avvisare tutti chi hanno delle cose specifiche, come un altro chat che diceva se io dispongo di un laboratorio interrato perfettamente areato, illuminato, queste cose ho avvisato all'inizio che è presente i funzionari della Confcommercio di tutte le province, proprio perché abbiamo fatto inizialmente questo, verrà fatto, presumo, e anche mi è stato assicurato, la riunione provinciale personale nel quale poi in maniera approfondita verrà seguita e analizzata proprio per presentarsi eventualmente in Regione Veneto e presentare le difficoltà per iscriversi in questa tematica. Per cui voglio dire, cose specifiche, scrivetele perché così capiamo le difficoltà, però sappiatelo che ci sarà poi in futuro anche i funzionari della Confcommercio e i presidenti provinciali che affronteranno in maniera dettagliata le problematiche personali, perché in realtà è inutile essere così pessimisti come ho letto, aspettate che vediamo se lo trovo, che
l'80% non è in regola, eccolo qua, probabilmente l'80% della realtà non riesce a soddisfare tutte queste richieste. Dovremmo trovare un sistema, questo a livello proprio urbo regionale, per superare questo ostacolo, però le piccole cose o le cose architettoniche vanno affrontate caso per caso. Ecco. Vi inviterei a essere propositivi. Mi permetto di aggiungere una cosa, siccome tu queste slide mie come formato PDF le darai a tutti quanti quelli che si sono iscritti oggi, già leggono qua quelle che sono, perché vedi questa immagine che vedi adesso e questa precedente, proprio dice proprio questo, dice in ciascun vano PC è presente una finestra apribile di superficie pari almeno, cioè intende dire è evidenziato le caratteristiche specifiche, quindi ognuno di noi può vedere a casa sua che riesce a rispondere sì o no. Ecco perché vi ho messo queste slide, perché proprio questa è la base. Su questo tu vedi se in realtà il laboratorio è collocato, il locale laboratorio presenta spazi idonei a consentire la disposizione delle attrezzature, esso è dedicato, è dotato di attrezzature fuori terra, il collega deve rispondere no. E poi bisogna vedere a livello di ispezione se il fatto che non sia fuori terra ma interrato, siccome comunque ha l'altezza inferiore a 3 metri lineari, c'ha comunque metri quadrati sufficienti e la ventilazione sufficiente, che era accettato o meno. Non so se mi spiego. Quindi in realtà qua potete capire subito se ci rientrate o non ci rientrate. Attenzione, però il diavolo è più brutto di come lo si disegna. Se ragioniamo, alcune di queste cose sono utili anche per campare meglio noi. Io ho le molatrici del laboratorio automatiche mie con un aspiratore, perché quella benedetta puzza di cipolla dell'1,67 o dell'1,74 a me non piace. Non è che non mi piace come odore, non mi piace che i miei collaboratori del laboratorio o 2 persone che stanno là dalla mattina alla sera debbano respirare quell'aria. Non è pericolosa, attenzione, sia ben chiaro, ho fatto fare anche il controllo dell'ispettorato del lavoro, ma io ho messo gli aspiratori che buttano l'aria fuori. Cioè, intendo dire, a volte è utile anche per noi forse organizzarci un po' meglio. Scusate questo, diciamo, ulteriore aspetto. E quindi l'illuminazione dell'area magazzino. Ancora adesso completiamo quello che invece è, a mio avviso, importantissimo, perché è la strumentazione. Io ho quasi finito, ma l'importante è che voi capiate, se noi tutti si capisca che questa realtà, vi ripeto, non è solo improvvisione, è l'ottica nella sua interezza, la sua complessità, ha dei problemi per quanto riguarda attrezzature, strumentazione, rapporto con ortottisti, oculisti, colleghi, per carità, i primi sono spesso anche i colleghi. Per cui io ho scritto qui in alto a destra, importante perché tratta di strumenti che siamo obbligati ad avere in molte regioni, ma quasi in tutte, cioè indispensabili per svolgere attività anche professionali nell'ambito di sanità nazionale e nell'ambito della nostra attività normale. Vediamo quali sono. Ci sono 2 elenchi, importanti che li ho messi entrambi perché fa la differenza tra quelli che sono già iscritti e quelli che invece si vogliono iscrivere, ma in pratica sono gli stessi, quindi ve lo riproduco direttamente ingrandito. E che dobbiamo ottenere oltre alla formazione specifica? La signorina, mi auguro che sia abile a consegnare un occhiale per i ipovedenti. Io personalmente ho dei laboratori, sono anche ottici, ma qui non faccio consegnare l'occhiale per ipovisione perché non hanno esperienza in materia. Allora non collocano bene l'illuminazione, non collocano bene le braccia del paziente, non bloccano bene l'ausilio, eccetera, eccetera. Non interfacciano con i familiari. Quindi se la commessa non ottima, se è specializzata, mi dà da parte dell'utente e quella poi ricade. Tornando a noi, gli strumenti obbligatori, frontifocometro, forotto nel 7-8 metri, 8 tipo luminoso o a proiezione, test di lettura per i ipovedenti, lampada a fessura. Siamo obbligati a tenere il biomicroscopio per vedere il segmento anteriore, per usarlo per l'occhio umano. Abbiamo già detto a contatto del paziente. Retinoscopio, quindi la retinoscopia in quanto tale rientra negli obblighi che noi avremmo nell'ambito della nostra attività. Schiastropo, che è sinonimo, in alcuni casi bisogna dire anche la stessa cosa, oftalmometro, quindi aspetto corneale, ma poi vedremo ancora andando avanti. Test lacrimali, quindi possiamo effettuare anche test fisici di apporto della nostra mano e di qualcosa per fare il test lacrimale, scimmia, quello che volete voi, sistemi di disinfezione lenti a contatto, 7 lenti ingrandenti per idratazione e prova, lenti a contatto, idratazione e prova,
individuazione e prova. Ogni volta dice sempre che oltre alla prova dobbiamo anche individuare, grazie alla nostra attività professionale, mola ventiletta, autorefrattometro e o topografo corneale, non obbligatorio. È chiaro che siccome si parla di endoscopia, si parla di oftalmometria, non possiamo obbligare tutti i colleghi ad avere strumenti più avanzati, però siamo autorizzati a avere un topografo corneale o autorefrattometro. Saremo obbligati, ma non appunto obbligatorio, quindi siamo tenuti nel caso lo preferiamo, quindi lo possiamo tenere. Pachimetro e tomografo, l'OCT nel segmento anteriore. Chi si occupa di lenti sclerali sa perfettamente che la necessità, anche di corneale sul keratocono, del pachimetro è una necessità, non è un voler fare chissà quale attività medica di diagnosi o terapia. No, non ci interessa proprio di terapia. Io ho una lente che si chiama cornea, di cui devo valutare le caratteristiche. È un percorso in scienze e fisica, ok, che vi piacciono meno. Per cui io ho la possibilità di avere un pachimetro oppure un tomografo per il segmento anteriore. Per le protesi oculari che rientrano comunque nell'attività dell'ottico, becco di Bunsen, attenzione lavorazione del vetro oppure materiale per la lavorazione del vetro. Qua mi fermo perché affrontiamo invece tutto un altro aspetto, cioè quello che è le caratteristiche dei prodotti inseriti. Voglio solo però evidenziare alcuni aspetti. Già del 99 e ancora oggi, l'individuazione, l'applicazione, l'adattamento alle esigenze soggettive dell'assistito e la fornitura di questi dispositivi, ripeto, in tutto il mondo l'optometrista può anche fornire, se vuole, dispositivi è fatta dall'ottico abilitato. Dispositivi di seguito possono essere concessi eccetera, eccetera. Lente a contatto, già il nomenclatore 99 diceva la tariffa di riferimento si intende comprensiva delle prestazioni relative alla individuazione, prova e personalizzazione, quantificate in lire 30.000. Ok? Quindi attenzione, tanto è vero che nelle prestazioni previste in Novinea 220390 che c'è scritto individuazione e applicazione delle lenti e dei filtri bloccanti e addestramento all'uso. Quindi io sono tenuto anche per tutti gli ausili a fare non la riabilitazione, perché la riabilitazione è dell'ortottista, ma fare un addestramento all'uso. Se questo sta manco usarlo, come poi dopo fare una riabilitazione? Trovate? È la stessa cosa, individuazione e applicazione delle LAC, delle lenti prismatiche, quindi io posso individuare e applicare una lente prismatica, chiaramente non posso fare in attività riabilitative ortottiche, ovviamente, e dei cannocchiali e addestramento all'uso. E con questo invece voglio finire perché non voglio solo ricordarvi che nelle slide troverete anche queste altre cose che sono da me già alcune dette, così come questa, non basta essere provedente ex legge 138, perché la legge 138 prevede posizione lieve, media e grave, è solo la grave che ha diritto, non basta essere validi, anche 100% in base alla 104, le cose che ho già detto. Adesso vi ripeto, questa parte qua la saltiamo, perché ve la potete in tanta pace e rivalutare, sono tutte cose che vi ho già detto, soltanto che qui sono dette in alcuni casi in modo un po' più particolare, più dettagliato. Paolo, in attesa di altro. Sì, dimmi. vorrei completare due sciocchezze solo, però sì, scusami un attimo solo. In questo elenco trovate anche le malattie rare dell'apparato visivo, tra cui interessa il keratocono. In questo elenco qua trovate anche delle prestazioni aggiuntive, cioè l'attività dell'ortottista di abilitazione della funzione visiva degli ipovedenti, quindi le sedute riabilitative che devono fare invece gli abilitatori visivi. E trovate anche un'altra cosa particolare, le condizioni per l'erogazione della chirurgia rifrattiva. Le prestazioni di chirurgia rifrattiva sono incluse nelle vere sistemi di assistenza in regime ambulatoriale e limitatamente all'isometropia superiore a 4 dioptrie, astigmatismo uguale superiore a 4 dioptrie, ametropia conseguente a precedenti di attenti, PTK con capacità, esiti, traumi, ma le ultime righe sono le più divertenti. La certificazione di intolleranza all'uso di lenti a contatto, perché? Perché dice che sono soltanto concedibili queste realtà quando non può portare lenti a contatto. Quindi la cosa fondamentale è che si sia manifesta e certificata intolleranza all'uso di lenti a contatto. Quindi la chirurgia rifrattiva, se non c'è una manifesta e certificata intolleranza a contatto, non può essere eseguita in regime pubblico. Tant'è vero che dice la certificazione di intolleranza all'uso di lenti a contatto, ove richiesta, dovrà essere rilasciata da una struttura pubblica diversa da quella che segue l'intervento.
e correlata da documentazione anche fotografica. Cioè, non facciamo i giochetti e le carte, perché sia in Val d'Aosta che in Sicilia dobbiamo fare attenzione a questi aspetti. Allora, l'articolo 64 dice, ho finito, l'articolo 64 dice che questa parte relativa ai dispositivi su misura non è ancora applicata. Con questo vi saluto, giusto arrivando però per sfizio mio all'ultima slide, nella quale mi fa piacere dire che noi dobbiamo non avere guerra fra tutti quanti, costruire per il futuro, attivarsi per l'interazione, non attivarsi solo per le critiche, non vivere solo le attività ed errori, comunque da reprimere anche insieme, perché sono lì che fanno degli errori, da reprimere anche insieme, quindi non avere guerra fra tutti in realtà il mondo della vita, e in particolare poi dopo niente miracoli, ma anche nessuna rinuncia. L'ipoversione è un problema molto serio che richiede a tutti più disponibilità e il massimo grado di sostegno possibile. Con questo vi ringrazio e me ne torno al video pure io. Allora, Paolo, gli interventi, quei messaggi sono molteplici e volevo avvisare i colleghi che questo tipo di incontro che abbiamo fatto è un incontro voluto anche dalla segreteria per ampliare, sviluppare e far conoscere quella che è la disciplina regionale. Adesso abbiamo sviluppato tutta la regolamentazione, che poi eventuale necessità di altri chiaramenti ci sarà sia i funzionari o i presidenti provinciali, ma anche io vorrei rinviarti tutte le chat che sono arrivate, così poi tu le elabori. Però ci sono due argomenti che dobbiamo affrontare, che volevo avvisare. Il primo, che parte da una chat in cui ci viene scritto: ma tutti questi standard sono stati previsti dal DPCM, come abbiamo parlato, oppure formulati autonomamente dalla Regione Veneto, oppure concordati dall'Urvo, oppure concordati da lei, da Carelli? Io dico, tu che hai un'esperienza nazionale delle altre regioni, puoi fare un piccolo assunto e poi ti dirò l'ultima veramente necessità della quale dobbiamo parlare. Cosa dici? Vuoi sapere anche... Poi mi dirai, scusami, allora, la regione Veneto è stata forse addirittura più attenta di altre nell'ascoltarci. Nei vari incontri che abbiamo avuto pure con te e anche poi con il periodo Covid, varie email e così via. Ma sfortunatamente questa in realtà è di tutta l'Italia. Io, come ho detto prima, ho avuto problemi a casa mia, ok? Abbiamo lottato in Umbria per un problema simile di gabinetti, eccetera, di altezza della terra. Un collega adesso a Trieste ha avuto problemi di 5 centimetri in altezza. Cioè, no, non è una pazzia generale. Forse sono stati un poco più rigidi sotto alcuni aspetti, perché facevano sempre riferimento a quella loro regionale che io ti ho detto, appunto, vi ho pubblicato il nome e tutto il resto, quella dei disabili in genere, dei gabinetti e così via, che è un po' diversa, ma l'eliminazione della barriera architettonica è già prevista nei livelli essenziali di assistenza ed era già previsto nel decreto mercatore del 99. Quindi niente di particolare da parte vostra, sfortunatamente. Adesso però... qualche pignoleria in più, però no. Tieni presente che in Campania, quando abbiamo detto alcuni di noi sono edifici storici, tieni presente che il palazzo dove c'è la mia ottica, che in realtà è un porticato, quello dove è stata poi sviluppata la nostra attività, è del 1700 e ad alcune obiezioni fatte all'assessorato regionale fasce deboli di salute, trasferitevi. Hanno detto con una massima faccia di Roma, perché cambiate posto voi. Io sto lì dal 1802, adesso vado a cambiare per iscrivere Regione Campania, ma forse mi fitto il locale a fianco, il locale sopra, sotto, non mi trasferisco. Scusami, quindi per farti capire come il mio disavolo stava là nel 1802, per darti un'idea, e alla frase trasferitevi, io me lo stavo quasi mangiando, ovviamente, per di più poi, sai, se giocavo a casa, la Regione Campania, va bene, terremo presente questa vostra impostazione e auguriamoci al centro storico, dove ci sono, guarda caso, ancora la vecchia università Federico II, la prima università pubblica italiana, e quella napoletana, quindi c'è una storia che si sale veramente. Si vede la frase trasferitevi, sai, per i gabinetti,
Tieni presente che fece un'obiezione a questa responsabile a Napoli, perché in quel piano dell'assessorato regionale alla sanità fasce deboli non c'era riabilitazione di handicappati, ma c'era il piano di sotto. Dici, scusi signore, se lei non poteva il piano di sotto, ma posso tenere il piano di sopra? Sì, se è accessibile, ok, per darvi un'idea. Quindi sfortunatamente no, è un problema nazionale. Volevo dire, Paolo, che adesso raccoglieremo queste difficoltà che sono essenzialmente architettoniche e faremo portavoce all'interno della regione adesso che finalmente le elezioni sono passate, che ci sarà disponibilità nei confronti della direzione anche accettare un nostro incontro probabile, vedremo di portare avanti questo argomento. Vorrei però adesso affrontare un ulteriore tema che forse non so se ce l'hai sulla slide o se puoi dire qualcosa sulla commissione che la regione va ad impiantare. Lo dico questo che prima non c'era, questa è una nuova iniziativa che è all'interno di queste normative che pretende che all'interno della commissione sia presente un ottico che porti le sue problematiche. Allora, sta nascendo delle grosse difficoltà provinciali perché se ogni provincia ha una presenza, supponiamo, di 100 iscritti, ma sto facendo una supposizione. Ora voi pensate bene che l'ottico che dovrà presenziare alle 100 domande o ispezioni di questa categoria viene ad essere un lavoro così elevato che anche in questo caso dobbiamo affrontare i problemi. Tra l'altro volevo avvisare tutti i colleghi regionali che in provincia di Venezia, cioè l'ULSS di Venezia, già ha richiesto al presidente di Venezia di dare un nominativo che rappresenti la categoria. Voi capite che siamo in difficoltà. Vorrei un tuo parere, Paolo. Allora, la slide che ho tirato fuori adesso qua dice appunto questo: ci sono i presenti e in queste presenze è chiaramente indicato anche il nostro benedetto ottimo optometrista. Quindi no, aspetta, non so che sto combinando, non voglio combinare problemi. E quindi pertanto assolutamente, da un lato io dico pure per fortuna, perché invece in Campania non è previsto questo. Quando vanno questi ispettori vanno con un atteggiamento di tipo poliziesco, sono completamente ignoranti. L'ultimo abbiamo avuto a lottare per fare capire cos'è la dichiarazione di conformità, per darci un'idea, cioè non sapevano proprio di che stavano parlando. E da me abbiamo lottato per la presenza della macchinetta del caffè nel laboratorio, per darti un'idea di come rompono l'anima, ok? Quindi ben venga che invece non siamo soli come ottico che ha chiesto diciamo, l'iscrizione, ma che ci sia un delegato alla categoria. Il problema è però quello che hai detto tu. Uno, è un'attività non remunerata. Due, è comunque un'attività in cui devi in qualche modo specializzarti, devi capire qualcosa. Per cui penso sia indispensabile che in ogni provincia si trovi un sacrificato, molto banalmente, diciamo così, molto velocemente, ma un qualcuno del quale dovrà, con te, che già ne sai parecchio, se vuoi anche con me per carità, formarsi un po' di più e andare alle ispezioni, lasciando il suo lavoro ovviamente. Sì, stavamo parlando anche qui, si diceva, pensate che solo per chi è già iscritto in provincia di Venezia è un numero tale che comporterà sicuramente, sembra, più di 100 visite della commissione. Questo procedimento è praticamente impossibile per uno della categoria perché tanto deve lasciare il posto di lavoro, ma soprattutto non c'è nessuna retribuzione per il tempo uscito fuori, perché è previsto che allora qual è il ragionamento? Bisogna affrontare questo, ma soprattutto pensate, se ci sono dei nuovi iscritti bisogna andare a visitare anche i nuovi iscritti. Io non so questa commissione, cioè mi domando, è un regolamento che sarà applicato? È un regolamento fattibile o ci stiamo fasciando la testa prima di romperla? Tieni presente che la domanda dovrà essere, diciamo, valutata entro 60 giorni. Quindi 60 giorni di calendario significa, diciamo, 50 lavorativi, e in 50 lavorativi dovrebbero essere visti 100 negozi, 100 centri ottici, come stai dicendo tu. Quindi per questo, a mio avviso, dovrete per forza in qualche modo trovare un'intesa.
E c'è scritto chiaramente, perché questo riguarda anche i componenti regionali, che è gratuito, cioè che non ci sarà nessun debito di spesa a carico della regione. Perché questo? Perché non pensare a noi esterni, ma lo stesso tecnico regionale che va in missione ha diritto alla missione. In questo caso invece non avrà diritto neanche lui ad avere i soldi, perché non si è previsto dal decreto di giunta regionale. Ti chiedo Paolo, nel regolamento, non ho idea, io l'ho letto però non si capisce se è previsto anche delle normative per creare questa commissione, nel senso che la commissione deve avere una rosa di nomi, deve avere un orario specifico, ci sono tutte queste cose da determinare che non sono chiare o io non ho capito. No, è così, non è ancora definito. Per cui è previsto che non si paghi, è previsto che sia rappresentante della regione, di questo e di quello, ma non è normata specificamente. Sei a conoscenza se nelle altre regioni questa commissione ha un suo sviluppo, una richiesta, se sarà formulata nelle altre regioni? Esiste regolarmente, ti ripeto, in Campania ci sto io, in Lombardia ci stava, a un tempo c'era il figlio di Ricco, adesso non mi ricordo chi c'è, in Umbria c'è il nostro consigliere e anche componente di giunta che è responsabile in Umbria. Sì, insomma, ovunque ci stiamo, grazie, anzi, per piacere, cerchiamo di esserci. Perché ti ho detto, in quella rispettiva noi in Campania non ci sta l'ottico e rompono l'anima, quindi ben venga che ci sia la commissione regionale che hanno convocato te, me e così via, ma che ci siano anche questi altri sub-lavori in cui noi siamo presenti. Sì, ma la commissione, scusami, regionale come parli te, tu sei nella commissione che andrà a analizzare tutta la Campania o solo la tua provincia? No, io sono la commissione centrale come quella in cui sei venuto tu, diciamo, ok? In Regione Veneto. Sì. Ma poi non ci stanno queste visite ispettive con l'ottico. E ti ripeto, non è una cosa positiva che non ci sia l'ottico, perché invece se c'è un ottico, come c'è in altre regioni, ben venga, perché si può dialogare in modo diverso. Comunque, a mio avviso, per questi aspetti specifici devi chiedere alla regione, scusate, ma come deve essere composta questa commissione? Punto interrogativo. Ad ogni modo, Paolo, io continuo a vedere chat nella quale si parla di problemi tecnici, architettonici, di cose per cui queste sono così settoriali che deve essere analizzata. Stavo guardando qua ancora. Iniziatevi a scaricare, manda a tutti quanti questa mia relazione e si scaricassero la parte relativa proprio a quelle schede. Ripeto, quelle schede sono quelle su cui c'è scritto chiaramente tutto. Io ho già avvisato inizialmente tutta la categoria che sia le tue slide che il tuo intervento è registrato e sarà inviato alle varie Federottica provinciali. Tra l'altro tutti i messaggi arrivati te li gireremo, così se serve un'ulteriore specifica avremo te come disposizione. Da quello che mi sto rendendo conto necessita probabilmente anche urgentemente, ma urgentemente dipende se ci risponderanno in sede regionale, un incontro con chiariti quelli che sono gli argomenti, le problematiche legate, che ripeto per me non è solo architettonico ma anche organizzativo a livello di commissione, per capire tante cose, ad esempio se ci sono dei no, è un no che ha tempo di ne, oppure ci sono dei no perché vengono, cioè è ambigua come tipo di documentazione. Come tale, per cui direi che queste problematiche le affronteremo in sede provinciale e in sede regionale, perché raggrupperemo tutte le difficoltà e le presenteremo a livello regionale. Io direi che se non hai, se ci sono altre problematiche, ma sto guardando, mi chiedono, sono tutte cose tecniche, per cui non insisterei. Se tu non hai altre regolamenti o altre cose da spiegarci, io direi che possiamo soprassedere e fermarci qui per non oberare o appesantire ancora tutta questa discussione. O pensi che ci sia altro da farci vedere tu?
No, personalmente ti ripeto, forse se vuoi possiamo fare un altro incontro come questo, vedendo tutte le chat, e quindi io ti tiro fuori specificamente quelle risposte, come la tua, che tu mi hai detto, no, la commissione è prevista, è scritto pure che non è remunerata, quindi posso tirarti fuori quell'articolo che non l'ho segnalato perché non era una cosa che interessava a tutti quanti i colleghi. Ci sono anche altri interventi. Due interventi se vuoi possiamo fare un altro webinar un'altra volta, insomma, ecco. Allora, ripeto, le slide saranno consegnate, ma 2 domande che possono interessare a tutte le province. La domanda deve essere inviata a mezzo PEC, sapete l'indirizzo mezzo PEC, e dopo la scheda progetto, dove possiamo trovarla? La scheda progetto nei nuovi LEA è prevista in un modo un po' strano. Nei precedenti accordi regionali del 99 ci fu un incontro nella regione Toscana nella quale stabilimmo appunto, vale per tutto il territorio nazionale, la scheda progetto per le protesi in genere, cioè per i lavori su misura. Attualmente ti devo dire che non è stata ancora ben strutturata, quindi io ne posso allegare una, quella che viene adoperata abitualmente, e la possiamo inserire nelle comunicazioni ai soci, però bisogna vedere anche come strutturerà il servizio nell'ambito di noi dell'assistenza, dove si parla di equip specialistica e quindi non si parla soltanto di medico prescrittore, e quindi il rinvio allo specialista di quello che tu hai fatto come valutazione tramite la scheda progetto non è ancora strutturato ufficialmente, però a mio avviso è un qualcosa che bisogna fare. Ho capito. E sto guardando ancora le chat che te le gireremo. Io direi che siamo stati esaustivi su quello che ci eravamo prefissati, cioè di spiegare e ampliare e portare a conoscenza tutta la disciplina totale. Credo che avremo un ulteriore incontro tra i vari presidenti o tra chi chiede di essere presente e formalizzare un incontro preciso con i servizi sanitari direzionali regionali. Per quanto riguarda, già che siamo in linea a quelli di Venezia, se possono rispondere avvisando che stiamo organizzando, che visto che è arrivata una richiesta ufficiale di nominativo, di sospendere, di accettare, di aspettare un sistema operativo a livello regionale, nel senso che ogni provincia si muoverà a seconda dei movimenti, delle partecipazioni di tutte le varie province, in modo che sia qualcosa di simile per tutti. Ecco, io direi di muoverci in questo senso. Se non c'è altro da aggiungere, io direi che non ci rimane che ringraziarti per la tua enorme disponibilità, la tua collaborazione e il servizio che ci hai reso nella nostra regione. Grazie, comunque in ogni caso l'indirizzo email mio ve lo potete anche segnare, lo comunichi tu ai soci in modo che eventualmente io sono sempre a disposizione. Come Federotti lo faccio proprio a livello nazionale sempre, quindi non vedo perché non farlo anche, anzi l'ho posto perché forse saranno ancora più mirate. Grazie Paolo, buona giornata e buon lavoro ancora. Ciao, grazie a te allora. E saluto a tutti quelli che hanno ascoltato. Saluto i miei colleghi, i vari funzionari ASMO, che di loro avremo realmente bisogno, sappiatelo, siete la nostra forza. Grazie, grazie a tutti, buona serata.